devo registrare, non senza un pizzico di orgoglio campanilistico, consentitemelo, che a questa massiccia offensiva di improperi, luoghi comuni, aneddoti, barzellettine, che ci provengono da sempre a noi meridionali, da parte dei nostri fratelli settentrionali, devo registrare, dicevo, una controffensiva altrettanto efficace. Fatto realmente accaduto. Pare che qualche tempo fa un sacerdote di Catania fosse stato trasferito d'ufficio a Milano. Mischino a Milano non si trova subito bene, abituato com'era ad avere un rapporto ad personam con ciascuno dei suoi parrocchiani. Sapete com'è, da noi nel sud ci capiamo con gli occhi, gli altri sono importanti, per noi ne abbiamo un grande rispetto. Questo sacerdote a Milano trova rapporti interpersonali un pochino più complicati, sente della gerarchia curiale intorno a sé, mastica male, morde il freno, non si trova a suo agio. La prima domenica comunque, in cui questo sacerdote di Catania doveva officiare in una chiesa milanese, non dico che ci fosse il pieno come stasera, piuttosto grazie, meraviglioso, che Dio vi benedica. Non dico che in quella chiesa ci fosse il pieno, ma quasi, perché c'era una certa curiosità per vedere questo sacerdote che arrivava dall'estero, è giusto? Momento dell'omelia, Nuovo Testamento, Vecchio Testamento. Ci vi parlerò della nota vicenda di Erode. Erode era un re. Questo re a un certo punto si sente mancare la terra sotto i piedi perché ci fu l'annunciata nascita del nuovo Redentore e fece un editto secondo il quale tutti i bambini a di sotto dei 2 anni dovevano essere ammazzati. La famosa strage degli innocenti, no? E a me personalmente nessuno mi può levare dalla testa che Erode era di Milano. Burdele, di chiesa. L'ira di Dio in quella chiesa, l'ira di Dio. La seconda domenica la chiesa gremita, in ogni ordine di posto, c'era gente anche davanti al sagrato. Non erano riusciti a entrare tutti i fedeli che avrebbero voluto. Momento dell'omelia, Nuovo Testamento, Vecchio Testamento, ci vi parlerò della nota vicenda di Caino e Abele. Caino e Abele erano 2 fratelli, questi 2 fratelli a un certo punto ebbero ad alliticare fra di loro, perché Caino niente di meno era invidioso del suo fratello Abele ed ebbe la proteva e la cattiveria addirittura di andarlo ad ammazzare a suo fratello Abele. E a me personalmente nessuno mi può levare dalla testa che Caino era di Milano. Pompieri, carabinieri, polizia, ambulanze, la Digos presente. Queste voci di questi sommovimenti popolari arrivano all'orecchio del vescovo di Milano, cogliamo, ci faccio un alfio. Come vede io la sto accogliendo con il sorriso sulle labbra, perché sono meridionale anch'io, sono stato l'arcivescovo di Bari per tantissimi anni, ma noi gente di chiesa abbiamo il dovere, vorrei dire, istituzionale, di mettere la pace fra i diversi popoli che compongono la penisola italiana, non la zizzania come sta facendo lei. Guardi, glielo sto dicendo con le buone, ma se lei continuerà così, io mi troverò costretto a sbatterla in Africa, in missione ad esercitare. Terza domenica, con la coda fra le gambe pulisce il busto dell'arcivescovo, la RAI aveva preso l'esclusiva mondiale per riprendere televisivamente questo sacerdote. Arrivavano charter dalla Svezia, pullman dalla Brianza, i bagarini si vendevano le panche in prima fila a 16.000 euro. Momento dell'omelia, Nuovo Testamento, Vecchio Testamento. Vi parlerò della nota vicenda dell'ultima cena. Nostro Signore Gesù Cristo si alzò in piedi e spezzò il pane in 2 parti, poi in 4, poi in 8 e poi in 12, ma Giuda il pane non ce lo diede. Fece il giro della tavolata e ci andò a dare un bacio dalla guancia a tutti gli apostoli a uno, ma Giuda il bacio non ce lo diede. Fece un altro giro della tavolata a riversa e ci andò a vessare il calice con il vino a tutti gli apostoli a uno, ma Giuda il vino non ce lo versò. Si alzò Giuda e disse: uè, te Gesù Cristo, perché te mi deminga il pane e il vino a camicia? Uè. No, questo sempre per dire la forza straordinaria che hanno i nostri dialetti, quali che essi siano.